Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. La Polizia di Stato ha denunciato 10 persone responsabili di aver versato della vernice all'interno della fontana dei Malavoglia, sventolando alcuni striscioni di protesta riportanti la frase "Fondo riparazione". Chiusa la chiesa di Sant'Antonio a Palermo dopo una serie di reati che hanno scosso la vita dei frati. Un uomo infatti è entrato approfittando di un momento in cui i frati erano impegnati a dire la messa, aprendo la borsa di una volontaria e rubandole portafoglio e cellulare. È stato arrestato un palermitano di 32 anni per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il ladro ha provato a entrare in un'abitazione al primo piano e all'arrivo della polizia si è lanciato per tentare la fuga, nonostante sia stato fermato poco dopo. Oggi è arrivata la definitiva conferma da parte dell'assessore allo sport Sergio Parisi. Il Cibalino è pronto e sarà alla casa degli allenamenti del Catania. Anche le ultime rifiniture, tra cui manto erboso e impianto di illuminazione, hanno dato esito positivo. Continua la parentesi di sole in Sicilia per la giornata di domani, 14 novembre. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Siracusa e Catania, con una massima di 27 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13:30.